rubrica dell'agricoltore agricolo Jones. E benvenuti amici alla rubrica dell'agricoltore agricolo che vi trasmette direttamente dopo tutto questo attendimento, senza che passa gente davanti, direttamente da Telecittà. Allora ragazzi, partiamo subito con questa rubrica agricola. Cominciamo bene qui. Che problema hai? Con permesso. Chi sei tu, scusa? Vada avanti lei. Io vado avanti perché l'ho deciso io. Stai tranquillo. Allora, cominciamo subito questa rubrica agricola che vi ricorda i suoi sponsor, quali la prestigiosissima acqua urinata, bevi una giusta, bevi una borsa, bevi una fossa e... Cosa ti pisciamo sulla gamba? Cosa ti Avanti Leslie. E abbiamo qui, per chi non l'avesse ancora riconosciuto, ve lo presento io, il Italo, che di fosse di acqua urinata ne ha bevute 2, forse anche 3, è vero Italo? Ecco qua. Vabbè, ma Italo, ma non puoi... Ma è ancora caldo. È il più buon così. Ce l'hai proprio tuo personalizzato. È l'esame di urine. Ah, bene, bene. Allora, rubrica Adesso sto bene. dell'agricoltore agricolo, che c'è anche il suo pubblico, che voi non potete vedere. Però potete sentirlo. E ora passiamo subito, se non sapete come funziona la rubrica, stai buono che devo fare vedere, se non sapete come funziona la rubrica, ve lo dico io, voi mandate un fax, il fax arriva e ce lo trascrivono direttamente sulla carta igienica e noi poi lo ritrascriviamo su dei fogli normali e è pronto per essere letto. Però nel frattempo della carta igienica c'è anche il consiglio intrinseco nel fatto di quello che te puoi fare con la carta igienica, tu capisci. Ma perché fai vedere queste cose a casa? Vabbè, comunque. Periodo di crisi bisogna. È arrivato un fax, caro Italo. Cosa sei io? Sono dei fogli, appena spiegato. Allora, no, col fax, questo professionale, te vedi? Stai buono che è nuovo, lo rompi. Allora, scrive il nostro amico Guglielmo da Capeta, detto El Mona. È un applauso. Deve essere parente tuo. Non so perché io chiamo il Mona. No. Allora, dice, caro agricoltore agricolo, io in questo caso, volevo mettermi a levare puldini. Cosa sono i puldini, Idolo? Sì, cose qui, sai, i fiori dei gaini. I fiori dei gaini. Però mi serve un consiglio. Mi sento spiegare perché che ne crompo sento alla settimana e in memoria tutti quanti? Uno dietro ma di quell'altro. Era già pa' malattia. Secondo te, che dà massa acqua o il pianto massa fondi? Ma allora, ma per piacere, che sia. ma per piacere, ma per piacere, ma ti rendi conto Italo? Ma Guglielmo, ma vuoi anche consigli? Cos'hai? Aspetta. Occhio, che te mi caschi d'osso, sta buono cos'hai? Hai un ictus, cosa ti senti? Aspetta. Stai dritto, cosa? Questo scorreggiare. Ah dai, Italo, per piacere, che c'è aria pesante anche qui. Ti offro una ombra. No, grazie, guarda, dopo facciamo un brindisi. Ma te l'hanno insegnato l'acqua urinata questa di bere direttamente? Arriva direttamente dall'acqua urinata. Sei proprio da clinica. Stai buono. Ora, Guglielmo, ma come fai? Fate un applauso di riconoscimento, di incoraggiamento. Che forse anche tutto il pubblico a casa ha capito già l'origine del tuo soprannome, che era un mistero fino a poco tempo fa. Ma comunque, ora che c'abbiamo l'infermiera che ti porta a casa, e basta! Dove sei l'obiettore? Vuoi che è l'obiettore? Dove sei l'obiettore? Ma andiamo avanti! Ciao mio! Già, non sei quello qua cravato l'obiettore, no? Vieni qua, obiettore! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua, obiettore! No, che il dottore ha detto che non posso alzare pesi, dammi una mano! No, lascia stare l'obiettore, poi un ragazzo così a posto, così a modo, con la cravatta. Fate il gruppo più stretto un'altra volta. Ecco, allora, visto la soluzione di questa tua manualità, non ci sono tante soluzioni perché non hai proprio il mano agricolo, hai capito? L'unica roba che puoi metterti a fare, sì o no? Se crompare un paro di metri quadri sul terrario, sì. Metterti un bel paio di calze a rete e anche una minigonna e poi questa
piazzola sul terraglio, farla fruttare. E te vedrai che affari fioriti che te fareccio. Porco can. E cagnetto anche. E dopo te vedrai che nessuno ti chiamerà più il Mona. Al limite, qualche di noi potrà chiamarti il Cuea, però. E non sbaglia mai! Facciamo un brindisi, dico. Evviva! Ma davvero bevi questa roba? Oh. A parte che sarà mezz'ora che la bevi, per cui un sorso in più, un sorso in meno. Tanto è sempre roba mia. Vai, evviva! Un grosso applauso a Italo. Al nostro pubblico a casa e ci vediamo alla prossima. E non sbaglia mai! Pro grip! Boh. Rubrica dell'agricoltore, Agricolo Jones. E bentornati in studio! Dopo queste perle di saggezza della rubrica dell'agricoltore agricolo, che ci hanno dato il tempo di allestire lo studio con un palco passonare, sì o no? Guarda come si fa. E siamo, cambiamo anche tutti gli ospiti, abbiamo messi anche in piedi, guarda, Quasi compaio. te pare capi grande. Allora ragazzi, e siamo ormai in conclusione di questa prima puntata di Tosi de Campagna.